Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video. Aspettarci mercato, non faccio una napoletana. Sta passando una macchina qua, macchina non te ne chissà. Vabbè, a parte gli scherzi. In questo video parleremo, come stai sporcando, parleremo dell'autosospensione, delle segnature arbitrale di Serie A e di Serie B, del segnatore arbitrale italiano, cioè Gianluca Rocchi. Ieri ha dato le dimissioni. Intanto scusate se ieri non è uscito il post partita della Roma, però stavo stanchissimo, poi tenevo altre cose da fare, quindi non mi conviene. Scusate un attimo, devo un attimo stoppare il video, poi vengo di nuovo subito a registrare. Eccoci qua, stavo un attimo prendendo delle cose in un negozio. Vabbè, stavo dicendo che ieri Rocchi ha dato l'autosospensione perché è stato indagato su, mamma mia, quando levano sti cosi su, a zanzaro, ma non mi si zanzaro, non sembra un mizzo, ma sei snap, scusate, faccio una fobia delle api, vabbè. Stavo dicendo che praticamente Rocchi ieri, visto che è stato indagato per la metropolitana, vai giù, la metropolitana, vabbè, ieri è stato indagato, ma non riesco a fare una cacchia di parole, non riesco ad arrivare, vabbè. Ieri Rocchi è stato indagato per diciamo per un reato simile al reato per un reato simile a quello di Calciopoli, perché Rocchi l'anno scorso, nella stagione 24-25, in 2 partite è stato, diciamo, accusato che in queste 2 partite ha, tra virgolette, scelto lui con il presidente di questa squadra, l'arbitro in cui doveva arbitrare. Il primo è Napoli-Inter, è una partita di gennaio 2025, cioè Inter Verona. Poi un'altra partita è una tra Inter e Milan, una partita o Inter Milan o Inter Lazio, non mi ricordo, cioè no, Inter Lazio Inter, una di queste due. E poi è stato anche accusato, scusate un attimo, giusto, un compagno mio che non lo vado a salutare un attimo, scusa, ecco qua, ho fatto, l'ho salutato. Allora, stavo dicendo che un'altra partita è stata quella là tra Udinese e Parma, che praticamente questa partita c'è stato un fallo, uno scontro di gioco contro l'Udinese. Il giocatore del Parma ha fatto uno scontro abbastanza violento e praticamente c'è stato questo scontro e non è stato chiamato alcun fallo di gioco, alcuna espulsione. Infatti, da quello che mi ricordo, c'è stato in quella della settimana dopo c'è stata una grande protesta sui social, su Instagram, su TikTok, contro appunto la designazione arbitrale
cioè succede conmigo in quella settimana, era fine campionato, verso fine aprile, inizio maggio, questi periodi qua. E ci fu un casino. Infatti Rocky era vicino alle dimissioni ufficiali, però boh, per qualche motivo che adesso non ricordo, non si è dimesso più, però per fortuna Chris si è auto sospeso, perché mo, sinceramente eh, chi io supportavo più, e secondo me ha fatta così più poco, perché non so se avete visto, ci stava un content creator molto seguito, l'arbitro più grosso d'Italia, ha fatto una scimità che ha 500.000 iscritti, faceva um, una specie di volta sotto la federazione arbitrale, ma non so se la faceva veramente uh, oppure no, che Kill pure non esiste. Poi aveva fatto pure un'altra cosa, che non si tagliava i capelli finché Rocky non si dimetteva. Ma ha fatto un video ieri sera che chiedeva ai suoi iscritti se si doveva dimettere, cioè se si doveva tagliare i capelli oppure no, visto che si era autosospeso. Però io non so, non ho altre fonti attendibili su questa vicenda. Fatemi sapere nei commenti se cosa ne pensate, se avete qualche altra fonte. Non vi ricordo di lasciare like e di iscrivervi al canale, così l'algoritmo sale e fate contento al sottoscritto. Ciao a giù.